Cominciamo la settimana direttamente. Vi leggo i dati che sono stati resi noti poco fa dallo Svimez, che fotografano un po' qual è la situazione nel nostro Paese. Vi do qualche dato che riguarda il Sud, dove per esempio sono in netto calo i dipendenti pubblici, che fanno segnare tra il 2011 e il 2015 un meno 21.500. Poi la spesa pro capite corrente consolidata dalla pubblica amministrazione è pari al 71,2%, quella del centro-nord, un divario rispetto a quello del sud di circa 3.700 euro a persona. La ripresa non migliora il contesto sociale nel 2016, 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta, al nord sono 6 cittadini su 100. Poi naturalmente va bene, nelle periferie aumenta il dato. Vi do qualche altro dato. Nel 2016 la crescita ha interessato marginalmente 18.000 unità, più l'1,3% l'occupazione giovanile, ma la crescita maggiore di posti di lavoro al sud continua a riguardare gli ultra cinquantenni, con 109.000 unità, pari al più 5,6%. Nel sud, nel periodo della grande crisi, sono stati persi 622.000 posti di lavoro. Non è poco. Se tocchiamo con mano questa situazione. Ancora qualche altro dato che riguarda, dunque, vi do questo dato che è più interessante secondo me, che un meridionale, un calabrese su 3 è esposto al rischio di povertà. Questi dati tocca con mano, no? Sì. Questi dati vengono toccati con mano, c'è un problema di produttività calabrese, non perché la Calabria non sia una regione, non abbia, come dire, la materia prima. La materia prima. La Calabria forse è una delle regioni più ricche del sud Italia, tenendo presente che noi a poco tempo abbiamo sia i monti che sia il mare. Il problema del poco sviluppo della Calabria sta in una serie di situazioni che si sono verificate nel tempo che hanno fermato la crescita della Calabria. Se la Calabria si ferma, se le attività si fermano, se le attività non riescono a decollare, ovviamente va a diminuire l'indotto di lavoro, per cui il giovane va alla ricerca di un posto fuori regione. Allora, si sta ripartendo, diciamo, dallo sviluppo economico della Calabria, andando ad attivare una serie di misure. Le misure sono delle misure che la Regione oggi ha messo in campo, delle misure su cui si tende a lavorare e soprattutto quello che oggi serve alla Calabria è la programmazione. Ma l'agricoltura non era il settore trainante, non è il fiore all'occhiello di questa regione, tutti ne parlano, tutti ne sottolineano la vitalità, ne sottolineano, però poi alla fine stringi, allora, la teniamo così, quasi appeso. Allora, il problema dell'agricoltura è uno solo, che non si riesce a fare in Calabria, tecnicamente chiamata nella grande distribuzione la massa critica. Se lei pensi che solamente la Calabria è al secondo posto come regione produttrice di olio, al primo posto come regione della Clementina IGP di Calabria, al primo posto con la produzione della cipolla IGP di Tropea. Allora il problema è quello di non riuscire ad associare, di non riuscire a fare la massa per poter avere una penetrazione nel mercato e avere un periodo non solamente stagionale, ma che riesca ad abbracciare tutta la grande distribuzione nei 12 mesi. Cioè, mi faccia capire, non raggiunge i mercati che contano, ha difficoltà a raggiungere i mercati che contano? Ha difficoltà a raggiungere dei mercati che contano perché non c'è l'aggregazione. Cioè non si fa gruppo? È difficile oggi in Calabria fare gruppo. Cooperazione. Cooperazione.
Allora, non riuscendo ad avere la quantità, il mercato richiede il prodotto, ma l'azienda non riesce a Tu non ce fornirlo. l'hai? Non riesce a fornirlo. Allora tu produci 10, il mercato ne chiede 50, però non ti associ per arrivare a 50. A 50. Cioè pensa che questa cultura del Questo- campanile che rimane sì, sempre una cosa sì, molto... sì. no? È penalizzante. È penalizzante, non perché la Calabria non abbia l'attività, la Calabria è piena di eccellenze. Però il problema è che non riesce a raggiungere i mercati perché non ha la forza del prodotto. Non è che manca il prodotto, non ha l'unione del prodotto. Cioè produce in maniera come un segmento esiguo rispetto Produce- a quelle che sono sì, le... sì. Quelle che sono No, quelle che alle la produ- richiedono. La domanda è... la domanda c'è, l'offerta quindi c'è anche, però non riesce a fare unione. Cioè se io e lei produciamo per esempio Allora, se io e lei cipolla di Tropea, cipolla di Tropea, no? siamo 10 produttori, riusciamo a conquistare un segmento di mercato. Se la richiesta viene a me impresa e sono sola, io non posso fornire ad esempio un Esselunga, perché sono sola, con la mia produzione non potrei farcela. 10 produttori insieme riescono a fornire un grosso gruppo italiano. Come bisogna fare per superare questa difficoltà? Che è di natura culturale, no? Da una parte perché nella storia della Calabria la cooperazione è stata fatta ed è stata fatta sempre sbagliata. Per cui a un certo punto l'imprenditore, il produttore teme la cooperazione, perché la cooperazione non ha mai prodotto degli utili, delle produttività, non ha mai recato un utile, ma a volte ha recato un danno. Agricoltura e turismo, le due voci che dovrebbero essere in attivo e dovrebbero garantire a questa terra di uscire da una situazione di grande difficoltà in cui si dibatte da tempo immemore. Ci sono sempre le promesse di interventi, però alla fine stringi e ogni anno ti ritrovi a fare i conti con le difficoltà. La nautica di porto può essere un'opportunità, un'occasione, ma servono i porti turistici. Questa regione da questo punto di vista non è molto attrezzata, no? Ma Però... oggi consideriamo, intanto partiamo dal presupposto dell'economia del mare, la famosa Blue Economy, è il programma anche siglato da tutti gli stati membri della comunità europea Blue Med. Il mare offre grandi opportunità alle imprese e a tutte le attività, basti pensare alle imprese ittiche, alle imprese nautiche e quant'altro. Dobbiamo essere noi a raccordarci con le istituzioni e a proporci intanto. Il consorzio infatti già questo lo ha fatto, promuovendo delle nuove idee. Ma abbiamo cantieri in Calabria che producono... Noi abbiamo dei cantieri di eccellenza in Calabria che competono a livello internazionale, certo, vanno sostenuti, aiutati, incoraggiati, sostenuti stimolati, nella no? produzione e nella commercializzazione dei propri prodotti, perché altrimenti non si riesce a controbilanciare dall'altra parte il gap che abbiamo con gli altri competitors a livello europei, che sono soprattutto a livello internazionale e ubicati nel nord Europa, vedi Francia o Polonia. Ma noi abbiamo questi cantieri che producono, che sono in grado di competere con... Certo, noi abbiamo le maestranze principalmente, Dove vanno a l'innovazione, finire queste produzioni che si fanno, queste barche tutte che vengono all'estero, costruite? tutti E all'estero. il mercato calabrese? Il mercato calabrese è ancora in sofferenza, anche perché non abbiamo come le coste del sud della Francia, se facciamo un paragone con la nautica francese, o il nord della Francia, dei porti verdi, o meglio dei porti a secco, a impatto ambientale a zero. Traduciamo Questo che manca, significa nel senso, se non abbiamo l'opportunità, perché c'è un rischio ambientale, noi dobbiamo arginare l'ostacolo. Come facciamo? Facciamo un porto che abbia un impatto zero, un porto a secco, dove non è previsto tutte le attività che sono presenti sulle marine. Quindi col porto a secco si riesce già a incentivare la cultura nautica e quindi a innescare tutte quante quelle attività che sono connesse
Ma è un settore per ricchi, però, un settore per ricchi. No, non è un settore per ricchi, questo qui fa parte di una cultura che sta sparendo, anche perché se noi notiamo e leggiamo i rapporti nautici, noi abbiamo una grande ricchezza che è la costa italiana, soprattutto quella calabrese. Rispetto, e faccio sempre il paragone con la nautica francese, noi non abbiamo lo stesso rapporto unità di imbarcazione, che sia battello pneumatico o motoscafo, verso la popolazione. Loro hanno un numero molto basso, noi è tanto alto perché non abbiamo le infrastrutture. Questo è il problema. Poi non abbiamo creato, come gli altri governi, dei corsi di formazione e di scuole specialistiche. Quello che infatti dice la Blue Economy è il fondo europeo per le amministrazioni, per gli affari marittimi e della pesca, dice di dover incentivare e sostenere i tirocini e le scuole specialistiche, quindi bisogna partire dal basso. Ma dove sono questi cantieri in Calabria? Mi dica, mi faccio un po'. Sono dislocati tra il Tirreno e lo Ionio. Per esempio? Per esempio abbiamo Cantieri Nautici Corascio, Puro il Vento delle Mezze Terme, Trident, e poi abbiamo l'altro collega che sta a Vibo, che è la Plastimare, poi abbiamo l'altro collega sullo Ionio che è la Rancraft. Gli addetti quanti sono, gli addetti? Gli addetti siamo, diciamo, direttamente circa 300 persone, 300 unità. E come l'hanno superata questa fase di crisi? Vendendo all'estero. No, non l'avete svenduto, diciamo. Ma no, assolutamente no. Quindi abbiamo maestranze capaci delle grandi mettere insieme prodotti di delle livello, grandi di qualità. maestranze, e abbiamo anche le competenze tecniche, ingegneristiche. Noi abbiamo anche l'Università di Arcavacata che potrebbe darci una grande spinta. E non lo dà questa spinta. Ci dobbiamo proporre. Il problema è sempre questo, proporsi. Anche gli 8 poli di innovazione che abbiamo in Calabria. 8 poli di innovazione? Abbiamo 8 poli di innovazione in Calabria, no? Allora potrebbero lavorare sul settore non solamente della nautica, ma anche sul settore dell'agroalimentare. E voglio rimanere un attimo qui sulla nautica, e per esempio prendiamo il settore ittico, no? Sì. Che vive da tempo, perché sorride? Perché non c'è più? Perché non abbiamo più mercato? Perché non... No, perché il settore ittico è uno di quei settori che potrebbe essere anche un motore di propulsore dell'economia, che per oggi in Calabria è in grave sofferenza. È in grave sofferenza perché non è stato focalizzato il problema principale dell'ittica calabrese, che sono purtroppo le imbarcazioni. Le 800 imbarcazioni, perché più o meno queste 800 imbarcazioni, 852 su tutto il territorio regionale. Su tutto il territorio calabrese. La concentrazione maggiore in quale area? No, è uguale dalla parte tirrenica omogenea, parte tirrenica e dalla parte ionica, con 1200 aziende attive, hanno imbarcazioni più o meno datate, diciamo, 25 anni, 27 anni, per cui sono imbarcazioni poco competitive, con un alto tasso ovviamente di inquinamento, perché ovviamente sono di grossa stazza, sono lente, hanno bisogno di più carburante e soprattutto... Buone per il mercato di 20 anni fa, insomma. Sì. Purtroppo le imbarcazioni... le regole di 20 anni fa. Allora andare a spendere oggi dei fondi delle imbarcazioni che dovrebbero ormai scomparire, non essere più esistenti, è inutile, da una parte. Per cui non si dà la possibilità al giovane ragazzo di incentivarlo nella produzione. Dall'altra parte, quello che citava prima lui, il fondo europeo, dà delle linee guida esatte che vanno raggiunte da tutti gli Stati membri entro il 2020, tra cui ovviamente c'è impatto sul mare zero. Allora, come si può ovviare e diminuire la pesca in mare? Tramite l'acquacoltura, che può essere o di mare o di acqua dolce o di acqua salata. Il problema nasce che purtroppo i giovani ragazzi
o i pescatori non sono formati, perché per andare a fare un'attività di acquacoltura ci vuole una formazione a livello chimico, a livello di alimentazione, a livello di preparazione. E dove finisce il nostro pescato? Il nostro pescato nel mercato interno e soprattutto una gran parte del pescato ovviamente non viene venduta, perché il consumatore non la chiede, perché non ha conoscenza del prodotto o perché non è un prodotto che viene continuamente riproposto dai media, per cui viene messo da parte c'è l'invenduto, per cui bisognerebbe fare un'attività anche di comunicazione educando il consumatore all'acquisto di un prodotto sano e calabrese. Magari il consumatore va a comprare il gamberetto dell'Atlantico e non compra, non lo so, un pesce nostro locale calabrese perché non lo conosce o perché non riconosce in esso delle caratteristiche e delle qualità. Quindi c'è molto invenduto. Rimane... Sì. E come si reggono queste aziende che Si reggono, basano la loro attività su una parte, sulla parte dell'ittica, cercano in parte anche di andare a fare l'attività di turismo, quindi una pescaturismo, ma anche sulla pescaturismo ci sono una serie di paletti di sicurezza messi all'inizio, perché cioè, bisogna, tra virgolette, andare un attimo a rivoluzionare il sistema. Rivoluzionare il sistema vuol dire andare a semplificare le procedure per permettere alle persone di svolgere determinate attività, perché è ovvio che un peschereccio ha una serie di sicurezze a bordo, le stesse sicurezze si trasportano nel momento in cui dei giovani, delle persone decidono di fare l'attività di pescaturismo. Ma queste grandi imbarcazioni ormai obsolete che inquinano tantissimo, Sì. Si potrebbe, come dire, pensare a una sorta di progetto per Ma i fondi, incentivare... i fondi sono disponibili. Allora, i fondi della comunità europea ci sono, bisogna andare a ragionare in questo caso con le istituzioni, con la Regione Calabria e con i dirigenti per focalizzare il problema principale qual è. E quindi qui entra in gioco la burocrazia. Qui entra in gioco la burocrazia. Quanto tempo occorre, per esempio, per evadere una richiesta, una pratica? Ma il Lei che è un'imprenditrice, il tempo può passare dall'apertura di un bando alla chiusura, possono passare 4-5 mesi, ma non è la durata del tempo. Il problema è raggiungere l'obiettivo. Questo dico, per raggiungere l'obiettivo. Allora, che io ci metta 5 mesi, o ci metta 10 mesi, o ci metta un mese, non è l'importante. Il problema è focalizzare il problema sulle varie attività qual è e risolverlo. Allora, se oggi il settore ittico soffre perché ha imbarcazioni vetuste, bisogna concentrare tutte le risorse, tutte le energie sulla ristrutturazione, in questo caso del parco nautico ittico. Ma esiste un'anagrafe di tutto ciò che viaggia in mare, diciamo, nei mari calabresi? Esiste, come no? E quindi uno sa quali sono le imbarcazioni che non potrebbero più solcare il mare perché sono... Si è a corrente della situazione. Così. No, non si lascia tutto così. Si inquina, si fa tranquillamente, non succede nulla, insomma. Chi controlla, chi vigila, chi deve... Allora, non è che sono barche, adesso non andiamo a dire che sono barche in mare che inquinano, sono barche che oggi per la situazione di età che hanno sono poco competitive e potrebbero ridurre l'impatto ambientale sul mare con imbarcazioni nuove. Per cui vanno concentrati i fondi per sostituire queste imbarcazioni, per renderle da una parte per chi vuole fare il settore della pesca normale, quindi come attività, chi vuole fare e chi vuole invece fare pescaturismo, è un po' lo stesso discorso. che vuole fare ittiturismo, dare la possibilità di realizzare i B&B del mare, dare la possibilità anche a barche di stazza più grande, più grosse, di fare anche un B&B, cioè di far vivere il mare, perché se io vado a impoverire la barca di un peschereccio, la vado a snellire, la faccio diventare una semplice imbarcazione nautica, allora non faccio più pescaturismo, faccio nautica da diporto. Quindi bisogna chiarire prima le posizioni delle attività e andare a concentrare i fondi e le energie per dare potenzialità e
sviluppo al Ma settore. perché nessuno parla invece dei problemi che veramente vive il settore ittico in questa regione? Ecco, sembra così distante questo problema, perché? Eppure ci sono tanti lavoratori che, voglio dire, sacrificano la loro vita per andare, voglio dire, per guadagnare qualcosa, tirare avanti la famiglia. Non è che non se Cioè, ne è una parla, cosa- se sì, ne parla, se ne ma parla in siccome maniera ma così, no? non è una di quelle attività primarie della Calabria, è un'attività, diciamo, Ma dovrebbe essere forse una delle attività primarie, no? dovrebbe essere, dovrebbe essere nello questo. nella stessa misura come l'agricoltura, perché poi capito? l'ittica fa parte Per dell'agricoltura. esempio, quante aziende agricole non hanno i soldini necessari per attrezzare la loro azienda con strumenti e tecnologia che oggi è richiesta in agricoltura per la produzione, come dire, di altissima qualità? Quante aziende ci sono? Ci sono tantissime aziende che hanno bisogno e necessitano di fondi. Perché se questo imprenditore agricolo si rivolge all'istituto di credito per avere, all'istituto bancario per avere soldi e migliorare la propria impresa, soldi non glieli dà nessuno. Ma lo stesso discorso, e qui hai i soldi, ti danno i soldi, se non ne hai non te li dà nessuno. Ecco, No? che ci vuole Sì, intervento però regionale. si può attingere per migliorare, rendere efficienti le aziende, renderle produttive ai fondi destinati per la Calabria. Allora il problema qual è? Riuscire ad attingere a questi fondi. Quindi, prima cosa di tutti, snellimento della burocrazia, seconda cosa di tutti, velocità nella realizzazione dei bandi e che siano bandi mirati, che siano bandi per le attività produttive calabresi. Ma questi bandi rispondono a quelle che sono le aspettative, le esigenze, le istanze del mondo produttivo calabrese, quelle che sono usciti fino ad oggi? Sì e no. Che significa sì? Perché c'è uno scollamento con il mondo imprenditoriale, col mondo imprenditoriale e con la realtà quotidiana. Quindi io faccio Guardiamo un per bando. esempio la pesca, lì noi non possiamo, collegandoci al settore dell'ittica, che insieme al turismo e l'agricoltura sarebbero i tre settori trainanti della Calabria. Non si può parlare di sicurezza a bordo quando io ho degli scafi che non sono sostenibili, perché ormai dobbiamo ragionare in un inquadramento globale europeo dettato dalla Blue Economy, cioè la sostenibilità. Abbiamo finito le risorse nel bacino del Mediterraneo, quindi dobbiamo intanto salvaguardare l'ambiente marino, la sicurezza e prestare attenzione alle risorse, come utilizzare le risorse che sono rimaste. Quindi se io ho uno scafo, per esempio, faccio un esempio, che con 600 cavalli viaggia a 10 nodi con un'imbarcazione di 10 tonnellate, però consumo all'ora 300 litri di carburante, posso costruire un'imbarcazione leggera, robusta e sempre resistente, come quella che ho, con minore motorizzazione, oppure lasciando la stessa motorizzazione e mettendo in sicurezza tutti gli scafi gli scafi della flotta calabrese. Quindi questo sarebbe già un passo ulteriore. Poi mi metterei a prestare sicurezza a bordo come prevede la linea proprio europea. Quindi questa anche è un'altra occasione per creare una crescita sostenibile, uno sviluppo sostenibile. Quindi sta a noi Ho capito, raccordarci e proporci. Sta a noi. Ma Purtroppo alla fine poi bisogna intercettare quelle che sono le risorse disponibili, bisogna conoscere i bandi, bisogna capire come muoversi, bisogna trovare una burocrazia che sia alleata dello sviluppo e non nemica dello Ma sviluppo. penso che siamo sulla questa strada. Quindi c'è Io penso che siamo sulla strada dell'incontro tra mondo privato e mondo istituzionale, il raccordarsi, no? Sì, ma oggi c'è questo, le chiedo. Almeno possibilità? noi dal punto di vista nautico abbiamo avuto questo riscontro, cioè la volontà di ascoltare, che è la cosa più importante, l'ascolto, e soprattutto cercare di andare a focalizzare le problematiche.
e quindi andare a fare dei bandi o andare a spendere le misure, quindi le risorse, sulla problematica del territorio, perché solo aiutando le imprese esistenti si dà possibilità alla Calabria di sviluppo economico e si dà così la possibilità ai giovani di non immigrare fuori dalla Calabria. Sì, mi trovo d'accordo, però io... poi dall'altra parte... io dico questo, quando io devo preparare la spesa dei fondi comunitari, io ascolto un po' settori, gente che lavora nei vari settori produttivi di questa regione, mi faccio un'idea e poi così redigo il bando. evito di magari preparare un bando che non risponde alle esigenze del territorio e forse le persone che hanno esposto le problematiche non le hanno esposte con chiarezza. O forse non hanno vissuto il territorio, o forse non hanno vissuto le attività per focalizzare effettivamente il problema fino ad oggi dove Ma io era. dico, benedetto è Dio, con tutti i milioni di euro che abbiamo ricevuto dall'Europa in questi anni, ma possibile che stiamo ancora a parlare sempre delle stesse cose, delle stesse difficoltà, delle stesse problematiche? Non ne abbiamo risolta una di problematiche? Me lo chiedo da cittadino, non da imprenditore, perché non sono un imprenditore, ma mi metto nei panni dell'imprenditore, dice, ma come io magari... Ma fondamentalmente non penso che adesso diciamo, non è così? Non dobbiamo essere sempre così no, tragici, non è così? così neri, non riusciamo a risolvere questo, è ovvio che ci sono dei problemi che debbono essere risolti, ma soprattutto... Allora funziona tutto. Non sto dicendo che funziona tutto, sto dicendo che ci sono dei problemi che vanno risolti e ovviamente bisogna programmare come la persona normalmente che va a fare la spesa, quello che mi occorre lo acquisto. Stessa cosa vale a dire la programmazione. Ho questo problema, devo mirare il problema, focalizzare il problema e inserire lì le risorse e le persone e gli addetti Sono idonei. d'accordo con lei. Allora, in tutti questi anni... Forse in tutti questi anni... ha funzionato così? No, in tutti questi anni non ha funzionato così. Però un settore, ad esempio come la nautica, che non è stato mai presente nel settore della Regione Calabria, oggi nella programmazione 2018 la nautica sarà presente. Per cui vuol dire che qualcosa sta cambiando. La pubblicità, ci vediamo tra poco. Naturalmente, mentre voi vedevate la pubblicità, qui abbiamo continuato a discutere. Quanti porti ci sono in Francia, mi diceva prima? Ci sono 242 porti a secco, non marine, porti a secco. Per le piccole... No, è partita per la sigla per errore. Per le piccole e medie unità fino a 6 metri, 7 metri, sia per quanto riguarda i battelli pneumatici che per quanto riguarda invece le imbarcazioni a chiglia rigida. Questo creando un notevole indotto. Noi quando ne abbiamo? In Italia di porti a secco se ne parla molto poco. Non ne abbiamo proprio. In Calabria? Nessuno. Non esiste. Non esiste. Non esiste, anche perché ha un impatto zero, perciò sarebbe naturale. No, ma al di là di tutto sopra i porti a secco l'Italia comunque a livello di normativa e a livello di attività non è presente. Ma questo non è che lo diciamo noi, è stato detto anche al Salone di Genova. C'è questa carenza sui porti a secco. Senta, mi diceva prima, quando c'è in onda la pubblicità, che per parlare dei problemi della pesca un tempo si chiamava a dialogare il presidente della Federpesca? No, l'altro giorno in regione era presente il presidente della Federpesca di Roma. Allora io parto del presupposto che sarebbe opportuno dialogare con la Calabria, con i calabresi, con le sigle calabresi, perché per quanto ne possa essere informato un presidente di Roma non saprà mai le problematiche della Calabria e non avrà mai vissuto il territorio o l'attività come la può vivere un calabrese. Senta, è cambiato l'approccio dei giovani verso l'agricoltura? I giovani oggi vogliono investire molto in agricoltura. Utilizzando anche questo bando che dà questa possibilità, utilizzando no? questo bando che è stato pubblicato, che poi adesso diciamo, ci sarà stato qualche problema di interpretazione nella valutazione delle pratiche. Però al di là di tutto c'è un ritorno verso l'agricoltura, un'agricoltura sostenibile, qualità,
un'agricoltura proiettata sempre di più verso dei riconoscimenti, verso le varietà autoctone, verso il rilancio del territorio. Esempio, il limone amalfitano è riconosciuto in tutto il mondo, ha sofferto per un periodo di anni della crisi di mercato, però che cosa hanno fatto? Non sono andati a svendere il prodotto, ma hanno sviluppato la strategia sul prodotto, cioè non sono andati in competizione con gli altri limoni mondiali, ma hanno potenziato con attività diverse il loro prodotto, neutralizzando così in maniera automatica le altre imprese. La stessa cosa si potrebbe fare in Calabria andando a valorizzare ancora di più le nostre produzioni autoctone e rilanciando, quindi creandoci noi stessi calabresi le stesse attività, dei segmenti di mercato solo ed esclusivamente nostri. Quindi rete, sistema, di questo si parla. Valorizzazione della produzione, informazione, comunicazione, perché oggi la comunicazione è la base di tutto, di tutti i tipi di attività, di qualsiasi prodotto che io vada a realizzare e a vendere, che sia un prodotto dell'agroalimentare, che sia un prodotto della nautica, che sia il turismo stesso. Ma come sono accolti i nostri prodotti nei mercati che contano, quelli internazionali? I prodotti calabresi vengono accolti, vengono richiesti, perché rappresentano un territorio, perché noi abbiamo la possibilità di identificarci tramite un prodotto e soprattutto sono delle eccellenze uniche al mondo. La Calabria ha tantissime eccellenze, fondamentalmente potremmo definirlo un vero e proprio Made in Calabria, neanche un Made in Italy, perché la Calabria, avendo avuto nel corso della storia una serie di dominazioni, una serie di evoluzioni storiche, ha fatto sì di diventare uno scrigno di risorse che ancora sono tutte da esprimere, che non sono espresse, non tutto il mondo le conosce. Possiamo iniziare, non lo so, dal formaggio di Monteporo, ad andare ad aggiungere, per dire, non lo so, a un vino della zona di Corigliano, oppure alla rosa marina di Crucoli. Abbiamo dei prodotti nostri che ancora dobbiamo valorizzare e che ancora il mondo deve scoprire. Per cui per la Calabria sull'agroalimentare c'è tantissimo ancora da lavorare. Ho capito, però se guardiamo i dati... I grani antichi nostri. Sì, ma guardiamo i dati, però alla fine insomma, tutte queste eccellenze, una ricaduta in termini di ricchezza perché in questa regione anche l'attività privata deve cominciare a lavorare su una programmazione, sopra una formazione e sopra una comunicazione adeguata, perché oggi quello che arriva al consumatore finale è la comunicazione e la presentazione. Quando un produttore vende un prodotto, in primis non vende il prodotto, vende se stesso. Quindi bisogna lavorare su che poi non è un lavoro difficile, è un lavoro facile. Bisogna solamente dare alle aziende gli strumenti in mano. Alcune camere di commercio in Calabria pensano di aver risolto il problema mettendo su un portale e scrivendo una serie di cose che riguardano i prodotti. E l'Unione? E l'Unione qual è? Dov'è? Dove si va? Dov'è così? l'Unione? È un modo vecchio. Dov'è forse l'Unione? Ma secondo lei, se io porto un produttore di olio, ad esempio, che mi fa una produzione di 1500 bottiglie all'anno, in una fiera nazionale che può essere il Sol di Verona, che è legato alla manifestazione del vino, io al produttore gli do un utile o una perdita? Nel momento in cui mi viene un cliente, ad esempio, dalla Germania che mi chiede una quantità di 60.000 bottiglie, allora ho sbagliato il segmento del produttore, dove andarlo a inserire, in quale contesto? Perché nel momento in cui io faccio una vetrina, devo selezionare a priori le aziende, quindi devo andare a fare una selezione delle aziende piccole, medie e grandi, dando la possibilità ad ogni azienda di esprimersi e non illudendo l'azienda, perché nel momento in cui io non ho la disponibilità del prodotto, io non ho fatto altro che illudere il produttore. Tra voi che lavorate all'interno dei cantieri nautici, avete un rapporto di collaborazione, c'è sinergia o sì, si cerca sempre riusciti, attraverso un lavoro... Dopo anni a metterci insieme dentro con Blu Calabria 37
e questo posso dire dalla mia esperienza che è un grande progetto ed è una bella cosa, fare sistema, anche perché rafforza tutto il territorio tra l'altro, non lo indebolisce, anzi lo rafforza e quindi questo sicuramente creerà dei vantaggi futuri per tutte le imprese. Bisogna crederci, bisogna giustamente... Bisogna imboccare la strada giusta. Bisogna imboccare la strada giusta. In tutti i progetti secondo me bisogna credere, sono inutile presentare progetti o andare a spendere energie su progetti. Ma la Blue Economy può davvero essere Certo un volano importante? Può essere un volano importante, perché mette in sicurezza le nostre coste. Perché non ci dimentichiamo che la Calabria, non solo la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Campania, tutta l'Italia ha problemi di erosione costiera, quindi applicando le linee guida anche della Blue Economy andiamo a tutelare le nostre coste, tutelando le nostre coste creiamo possibilità turistiche per gli operatori turistici, andiamo a ricreare ciò che l'uomo fondamentalmente negli anni è andato a distruggere, quindi andiamo a ricreare gli habitat. Possiamo andare a creare delle vie come percorso turistico. L'importante è mettersi in rete, fare sistema e effettuare una programmazione. E secondo me a questo punto converrebbe anche a un certo punto, noi come privati ci siamo messi in rete, abbiamo creato un consorzio, all'interno del consorzio ci sono i cantieri, ci sono i noleggi, ci sono i rimessaggi, ci sono gli operatori turistici, ci sono gli operatori, abbraccia tutto il sistema produttivo calabrese. Dall'altra parte dovrebbero anche cominciare le amministrazioni a mettersi in rete, perché un comune che magari fa una politica, l'altro comune a fianco ne fa un'altra. E allora a questo punto creiamo una distorsione anche a livello turistico. Cioè l'immagine che arriva, il messaggio che arriva è un messaggio distorto, contraddittorio. No? E soprattutto quello che oggi va valorizzato, perché tutto ruota intorno a questo, dall'attività della nautica all'attività turistica all'attività dell'agroalimentare. Va valorizzato il territorio, tutte le attività devono cominciare a ruotare intorno al territorio. Il nostro mare è una ricchezza, a patto però che riusciamo a pulirlo un po', no? Lo rendiamo appetibile al sistema turistico, perché sennò quest'anno vabbè è andata bene perché c'è una serie di fattori esterni. E allora abbiamo un comune virtuoso e un comune a fianco. Allora anche i comuni devono cominciare a mettersi in rete, la programmazione deve essere uguale su una costa. Bisogna intanto, secondo il mio modesto parere, guardare bene a tutto il sistema della depurazione, che in questa regione non funziona. Sì, non funziona, però i fondi ci sono. I fondi ci sono, dovranno finire questi fondi però. Ma verranno attuati, no? Abbiamo avuto i 3 anni del cantiere, adesso iniziamo con la fase attuativa. Abbiamo fatto la programmazione e poi iniziamo con la fase attuativa. Non lo dico io. Fiduciosa? Certo che sono fiduciosa. I calabresi devono avere fiducia. Non possiamo sempre considerarci la Calabria incapace, inefficiente, che manca il lavoro, che abbiamo il mare sporco, che abbiamo la montagna che non è vivibile. Poi ci autoconvinciamo di non essere una regione forte, invece noi siamo una regione forte. E possiamo camminare su quell'indirizzo. A vederla questa regione forte. Bisogna vedere sempre il diamante da quale punto di vista si guarda, bisogna sempre vedere la luce di un diamante. La cultura imprenditoriale, forse mi manca questo, nel cogliere le cose, nel capire le potenzialità, nel leggere il possibile sviluppo, non riesco. Allora se la Calabria non c'ha sviluppo, no, se la Calabria ha una serie di problematiche, se la Calabria non riesce a camminare, allora abbandoniamo tutti la Calabria, non è così. Lasciamo la terra di nessuno. Non dico questo, la Calabria ha un suo enorme potenziale, ha un suo enorme potenziale, però non riesce ancora a tirarlo fuori, non riesce ancora a
farlo valere, è quello che abbiamo detto a pesarlo. Prima. È quello che abbiamo, ci sono delle attività. Ma chi lo deve tirar fuori? Chi? Ma gli stessi noi imprenditori. E allora l'imprenditore che deve cambiare mentalità, che deve uscire dall'egoismo imprenditoriale. Da una parte deve essere l'imprenditore che deve capire di fare rete, che insieme si è forti, soli si è un numero. Dall'altra è fare rete tutti insieme, non avere paura della concorrenza, perché la concorrenza non porta a una diminuzione dell'economia, ma porta bensì un aumento dell'economia. Su questo ci siamo. E quindi da una parte, dall'altra invece serve il supporto istituzionale, quindi diminuire tutta la burocrazia e focalizzare soprattutto i problemi dove sono. Quindi ci vuole un'idea di governo. No, l'idea c'è, l'idea di sviluppo c'è, ma bisogna attuarla. L'idea di sviluppo c'è, è stata messa in cantiere, ma se l'idea ce l'hai chiara, attui attraverso i passaggi e raggiungi l'obiettivo. Questo ma infatti siamo passati da Cantiere Calabria, da quello che si è programmato, alla fase oggi di realizzazione. O erro? O vivo in un'altra regione? Cantiere Calabria non dice questo. Allora, non ha detto questo. Vi do qualche altro dato. È ancora troppo bassa la quota dei laureati al sud, lo sa, no? Questo è un altro elemento che ci penalizza. Naturalmente nel mezzogiorno siamo al 14,6%, no? In 10 anni le università meridionali hanno perso il 22,4% dei propri immatricolati residenti. Sì. Molti sono andati via. Sì. Perché? Perché non riusciamo a raccontargli la verità, perché non riusciamo a dargli la possibilità di sperimentare i saperi. Che parecchi laureati non hanno finito il corso degli studi. Sì, non hanno finito, è chiaro. Non hanno finito il corso degli studi. E forse perché dalla base non c'è stato l'indirizzo giusto, perché magari un ragazzo ha scelto giurisprudenza e invece magari era più propenso come caratteristiche sue personali verso, non lo so, ingegneria. Ma questo però... allora questo non è colpa del sistema però. Ho capito. Se io vado ad economia, perché tutti gli amici miei vanno ad economia, non potete dare la colpa a nessuno. No, è una capacità di non consapevolezza delle proprie caratteristiche. Ma non si dà la colpa a nessuno, si chiede semplicemente però di accompagnare, no? Quelle che sono, anche quelle che va accompagnato le università devono anche vivere dentro il territorio. Devono respirare l'aria del territorio, devono accompagnare il territorio. Ma se le imprese non si sono andate fino ad oggi a proporre all'università, allora noi abbiamo dei progetti, sì, vado all'università, vado sugli 8 poli di innovazione, dico benissimo, sentite, noi siamo un gruppo di privati, siamo un consorzio, che possa essere agroalimentare o di nautica. Noi chiediamo che il nostro progetto venga realizzato, è uno sviluppo. Se no è ovvio che le università, gli atenei o comunque i centri di formazione, i centri che ci sono presenti sulla Calabria faranno ricerca e sviluppo secondo la loro propensione, secondo le richieste che loro hanno, magari lavoreranno anche per attività esterne alla Calabria. Però occorre anche dotare questa regione di infrastrutture. Prendiamo per esempio l'alta velocità. Lo Svimez ci dice che su tutta la rete nazionale appena il 13,3%, quindi 180 km sono coperti dall'alta velocità nel mezzogiorno. E come lo crei lo sviluppo se non metti in mano le infrastrutture, se non ammoderni? Scusate, non sono stati stanziati i fondi per la viabilità e non sono pochi i fondi stanziati. Non si è andato a migliorare la rete ferroviaria. Per il momento abbiamo l'autostrada. Abbiamo l'autostrada. Non sono stati stanziati altri fondi per la 106. Io devo prima vedere le cose, però. Ma i fondi sono stati stanziati. Devo vederle le cose. Ho capito, ma la bacchetta magica oggi non ce l'ha nessuno. Però nel momento in cui il fondo viene stanziato, ci vuole il tempo di realizzo materiale dell'operazione? Io non penso che lui domani mattina gli venga chiesta un'imbarcazione, siccome c'è una catena di montaggio, oggi mi è richiesta, domani te la produco. Ci vuole il tempo, come in tutto. Chi richiede le imbarcazioni da voi? Soprattutto grossisti, operiamo con i grossisti esteri.
Quindi poi mettono il marchio loro? No, loro montano soltanto dove lo richiedono il motore all'imbarcazione e poi l'imbarcazione viene distribuita al cliente finale. Per il marchio vostro, insomma. Sì, marchio nostro, sì. E Vado in Calabria. il mercato c'è fuori dal... Il mercato sì, c'è. Il prodotto italiano è molto richiesto soprattutto di manifattura artigianale. Ecco. E noi in Calabria dobbiamo rimanere sull'artigianalità, ecco, perché per esempio sul loro settore non si fanno dei corsi di formazione come maestri d'ascia. Un maestro d'ascia, lei sa oggi quanto prende? Non ci sono, non ho la più pallida idea. Non ci sono introvabili. Allora, fare un corso di formazione, formare ragazzi, vuol dire assicurarli... Sono curioso, quando prende un maestro d'ascia? Per 3.000 euro non si accontenta, non viene a lavorare. Allora, creare queste figure professionali vuol dire non solamente per il territorio calabrese, ma vuol dire per il territorio nazionale ed europeo. Ci sono istituti tecnici nautici, no? Non ci sono. Vabbè, c'è una scuola che... Sì, che il corso di specializzazione, la formazione... E il passaggio successivo. Il passaggio successivo. Certo, sì. Allora, io la disponibilità... Questo ci manca completamente. È l'immissione nell'impresa finale. Questa è una figura che manca. Vi faccio un altro esempio. Mancano le infilatrici di collana. È una figura professionale che viene richiesta dai laboratori orofi. Allora, io formo la persona nel momento in cui io l'ho formata sono sicura che trova lavoro, trova una collocazione. Noi dobbiamo formare le persone sui settori che mancano. Dove c'è la domanda, insomma. Dove c'è la domanda. È un gioco, domanda-offerta. Se io riesco a sviluppare il sistema, a capire i segmenti dove c'è la maggiore richiesta, io vado a formare ragazzi che sono sicuro che nel momento in cui finiranno il corso avranno la possibilità di lavorare. Faccio un elenco di profili professionali che potrebbero... Ma per il campo loro, il maestro d'ascia, il meccanico specializzato, ce ne sono tantissimi. Dalla manutenzione alla produzione, ci sono svariate mansioni e non attività. è che vado col senno di poi, prendo la valigia di cartone e parto all'arrembaggio per andare a cercare il lavoro. No, il lavoro io ce l'ho, perché nel momento in cui ho delle caratteristiche, nel momento in cui ho delle capacità, ho un bagaglio, ho una forza, io trovo lavoro. Sono chiamato, mancano i design per le imbarcazioni. Allora, abbiamo l'università di architettura, ok, a prescindere che dare ragazzi solamente improntati sopra un arredamento di interno ed esterno, di giardini e di questo, andiamo a formare dei ragazzi specifici per un settore, che vengono richiesti dalla canteristica mondiale, e non che noi calabresi dobbiamo importare i ragazzi, siamo noi ad esportare le figure, noi esportiamo i cervelli, ma cervelli che vengono pagati bene, non sottopagati, perché purtroppo un altro dato è quello che quando il ragazzo si muove, le persone, le attività si vanno fuori Calabria, vengono sottopagati, perché hanno bisogno di lavorare. E in agricoltura, per esempio, che figure occorrerebbero? Specializzate, agronomi specializzati, tecnici specializzati, non persone che si... C'è un rapporto con la facoltà di agraria, per esempio, di Reggio Calabria o no? Ma guardi, il rapporto c'è, però noi avevamo una grande forza che era la Fondazione Terina, dico era perché fondamentalmente è in attività oggi, però che all'interno potrebbe essere baricentrica non solamente per l'area diciamo centrale della Calabria, ma per tutto il sud Italia, perché gli impiantistiche che la Fondazione ha all'interno sono una serie di laboratori che tutte le altre regioni del sud Italia non le hanno, e sono laboratori fermi lì che non funzionano. All'interno della Fondazione Terina c'è un campo sperimentale di piante madri per il sud Ip. È fermo lì? È tutto, sarà fermo 3-4 anni, c'era anche la sezione staccata dell'Università di Reggio che ha abbandonato, se n'è andata. E ricordiamo che la Fondazione Terina è collegata alle 98 università del bacino del Mediterraneo, è baricentrica. Però sempre torniamo a un principio, se l'imprenditore non va in fondazione e dice io ho bisogno di questa ricerca,
La ricerca sulla base di che cosa la fanno? Cioè, abbiamo fatto la ricerca sul genotipo della cipolla, benissimo, mi dite per favore l'utilità che ha avuto? Io non la vedo. Se invece tu mi fai una ricerca perché è finalizzato a uno scopo produttivo, ovviamente ha un tornaconto non solamente per l'imprenditore che l'ha richiesto, ma per tutto il territorio, perché alla fine va a generare economia. Forse va in crisi la terrina perché oltre a disegni strategici politici assai discutibili, va in crisi perché non è riuscita a instaurare questo rapporto col mondo produttivo, no? Molto probabilmente sì. Perché altrimenti... Il problema è chi l'ha gestita fino ad oggi. O chi oggi non si rapporta sempre col mondo produttivo. Ormai deve esserci quell'anello di congiunzione tra l'istituzione e il privato. Se no io metto in campo delle politiche che non rispondono a quelle e allora tutti i problemi ovviamente si vanno ad ammorbidire. La Calabria cammina, non sentiamo più delle visioni catastrofiche calabresi, ma abbiamo una visione positiva della Calabria, perché un po' di visione positiva ci vuole. Ho capito, però... Non possiamo vedere sempre la Calabria nera, non possiamo vedere sempre la Calabria nera. Però che non riesce a mettere insieme sì, ma poi ci autoconvinciamo, ma noi ci autoconvinciamo, ma poi ci no, perché in questa non è culturale, lì è di pancia. No, perché poi diamo un'immagine, ci autoconvinciamo noi imprenditori calabresi di essere la zavorra per l'Italia. Ci autoconvinciamo noi stessi se continuiamo a vedere in un'ottica nera. Noi dobbiamo vedere un'ottica positiva di un rilancio della Calabria, rilancio di noi stessi, rilancio delle imprese. Il bicchiere va visto ogni tanto sempre mezzo pieno, non possiamo vedere sempre mezzo vuoto. Ma io questo rilancio però voglio vederlo poi. Voglio vederlo, lo vediamo. Voglio toccare con mano, perché sai quante volte ho sentito di rilancio, di crescita, di sviluppo, di possibilità, di domani diversi, di proiezioni meravigliose. Io ne ho sentite tante. Dal pubblico o dal privato? In questi anni ho dal pubblico o dal privato? Ho sentito dal pubblico, perché il pubblico deve sostenere il privato, perché sennò... Ma lei l'ha sentita dal pubblico o dal privato? Il problema sai qual è? Che il sistema forse imprenditoriale in questa regione è andato in crisi nel momento in cui sono venuti a mancare i soldini, perché molti insomma hanno... No? Perché siamo stati sempre terra di conquista, terra in cui le persone, gli imprenditori da fuori sono venuti, hanno fatto i predatori sul nostro territorio, ci hanno lasciato le grandi cattedrali, se ne sono andate. Quello è tutto ciò che ma quelli non sono gli imprenditori calabresi sono tutte altre persone, sono persone che vogliono... Io parlo di imprenditori che sono venuti qui e hanno utilizzato i nostri fondi. Hanno utilizzato i nostri fondi e che cosa hanno generato? Non ce la dimentichiamo. E che cosa hanno lasciato sul territorio? Sono tutte cattedrali. Tutte cattedrali nel deserto. E tanti giovani illusi. Al posto di lavoro licenziati dopo. E andati via poi. Sì. Ma adesso che cosa la abbiamo? responsabilità non può essere del cittadino, però, no? Non è il cittadino che dice io. Ma questa è una responsabilità personale è una e umana di responsabilità impresa. Di sistema, una responsabilità di sistema. Nel momento in cui io sono venuta a saccheggiare un territorio e ho eluso un territorio, la colpa non è né delle istituzioni né del territorio, è dell'imprenditore che non ha fatto i soldi. Io ti ho dato i soldi, cioè io invece di controllare a chi stavo come dire, fornendo le possibilità di mettere in impresa sul mio territorio. Perché l'imprenditore, che a questo punto non lo possiamo definire imprenditore, ma lo possiamo definire predatore, ha presentato tutto l'incartamento idoneo per essere finanziato. L'errore non è dell'istituzione, l'errore è del regolamento. Perché se io permetto, se io con la 488 a livello nazionale, perché questo è un regolamento nazionale la 488, ho permesso sì che le persone, i predatori venissero in Calabria e dopo 5 anni se ne... 5 anni? Dopo 5 anni. Altri sono andati via prima. Vabbè, ma oltre 5 anni il limite, non lo dico io, non è un limite regionale, è un limite nazionale, sono i 5 anni di attività. Dopo i 5 anni io lascio il territorio, nel frattempo vi ho saccheggiato. E questa non è una responsabilità né dell'istituzione né dei cittadini, è una responsabilità in prima persona dell'imprenditore. È una responsabilità soggettiva. Va bene, stiamo in chiusura, quindi ottimismo, come dice la dottoressa Annuzzi. Penso proprio di sì.
Io sono ottimista. È ottimista. Ci vuole ottimismo, basta parlare di cose negative della Calabria, siamo stufi, parliamo di uno sviluppo nuovo. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo dare una programmazione, dobbiamo essere noi a proporci. E ovviamente dall'altra parte dobbiamo avere gli strumenti attui per andare a produrre, per creare attività, per salvaguardare il territorio. Abbiamo ad esempio il porto di Gioia Tauro. Il porto di Gioia Tauro è l'unico hub italiano riconosciuto. Possiamo batterci affinché le vie della Seti passino da Gioia Tauro? Possiamo proporlo? Anche questo, per esempio, 30 anni, insomma. No, le vie della Seta è No, da del poco. porto di Gioia Tauro, il porto di Gioia Tauro ne parliamo da Il porto 30 anni. è un'infrastruttura, è presente, deve avere uno scopo, ci sono persone, ok, allora gli si dà un indirizzo, è l'unico hub italiano. Per andare per le vie della Seta, gli altri porti italiani non hanno le condizioni, le caratteristiche che ha Gioia Tauro. Allora vogliamo proporci? Vogliamo programmare? Noi possiamo, come dire, sostenere, possiamo incoraggiare. Noi sosteniamo la Calabria, noi sosteniamo gli imprenditori, noi sosteniamo le attività. Dobbiamo Perché fare gli bisogna essere imprenditori, non i predatori o i prenditori. Quindi puntare sull'innovazione, sulla ricerca, sulla competitività internazionale, perché oggi questa lingua si parla, non si parla un'altra lingua. Il tempo che ci corre dietro. Noi dobbiamo correre di più. Dobbiamo correre di più. Sì, Noi dobbiamo essere supersonici. Supersonici, perché dobbiamo recuperare il tempo perso. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo giovedì, lasciamo con questo, come dire, con questo alone di positività che ha disegnato la dottoressa Giannuzzi, per così, come dire, vediamo poi col passare del tempo se questa, come dire, questo alone diventerà una cosa. Bisogna essere positivi in Calabria. Bisogna essere positivi. Vabbè, siamo positivi. Arrivederci.